Benvenuti e ben ritrovati all'Almanacco. Oggi è sabato 9 maggio 2026. Il sole sorge alle 5:51 e tramonta alle 20:08. La luna si leva all'1:52 e cala alle 11:53. Oggi la Chiesa celebra Sant'Isaia, uno dei profeti più importanti della Bibbia. Vissuto nel VII secolo a.C. e ricordato per la sua ferma denuncia del degrado morale e per il suo martirio, affrontato con coraggio dopo terribili torture. Oggi si celebra la Giornata dell'Europa. Questa data ricorda la storica dichiarazione del 1950 di Robert Schuman, che propose una cooperazione politica basata sulla pace e l'unità. Un'idea rivoluzionaria che ha reso impensabile la guerra tra le nazioni europee ed è considerata l'atto di nascita dell'Unione Europea. Auguri a Giancarlo Caselli, che oggi compie 87 anni. Storico magistrato in prima linea contro il terrorismo e la mafia, ha diretto la Procura di Palermo negli anni difficilissimi post-Capaci, offrendo un contributo fondamentale alla giustizia italiana. Buon compleanno a Isabel Rosario Dawson, che spegne 47 candeline. L'attrice statunitense, scoperta da Spike Lee, ha incantato Hollywood con ruoli in Men in Black 2 e Sin City, oltre ad emozionare il pubblico italiano nel film Sette anime di Gabriele Muccino. Festeggia oggi 69 anni anche Claudio Lotito. Imprenditore e senatore, Lotito è una delle figure più discusse e carismatiche del calcio italiano, presidente della Lazio dal lontano 2004. Il 9 maggio 1978 l'Italia viveva uno dei suoi momenti più bui. In via Caetani, al centro di Roma, veniva ritrovato in un'auto il corpo di Aldo Moro. Si concludevano così tragicamente i 55 giorni di prigionia del segretario della DC nelle mani delle Brigate Rosse. Una ferita ancora oggi aperta nella storia della Repubblica. Se hai il microonde sporco o incrostato e non hai voglia di strofinare per ore, utilizza il trucco del vapore al limone. Metti una ciotola d'acqua con dentro mezzo limone o un cucchiaio di aceto all'interno del microonde e fallo andare alla massima potenza per 5 minuti. Quando si ferma, non aprirlo subito, aspettane altri 2. Il vapore scioglierà ogni traccia di grasso e a te basterà passare un semplice panno umido per far venire via tutto senza fatica. Il 9 maggio 1997 un colpo di pistola colpiva la nuca alla studentessa Marta Russo all'interno dell'Università La Sapienza di Roma. La 22enne morì 5 giorni dopo, un delitto senza un movente chiaro che è rimasto per anni uno dei gialli più inquietanti e controversi della cronaca nera italiana. Perché si dice avere fegato? Tutto nasce nell'antica Grecia, dove il fegato era considerato la sede della forza e del coraggio. Il mito di Prometeo, punito da Zeus con un'aquila che gli divorava il fegato ogni giorno, si basa curiosamente su una verità scientifica. Il fegato è l'unico organo umano capace di rigenerarsi quasi completamente. Bobby Fischer, il re degli scacchi che in piena guerra fredda spezzò l'egemonia sovietica diventando il campione del mondo. Un genio assoluto, ma anche un uomo tormentato e paranoico. Dopo il trionfo, la sua mossa più incredibile fu sparire nel nulla, vivendo da fuggiasco e rifiutando il mondo fino alla fine dei suoi giorni. E ci salutiamo anche oggi con la nostra frase del giorno. Potranno tagliare tutti i fiori, ma non fermeranno mai la primavera. Con questo messaggio di speranza e rinascita vi invitiamo a godervi i colori di queste belle giornate primaverili. Grazie per essere stati con noi anche oggi, io vi aspetto domani sempre qui con l'Almanacco. Una buona giornata e buon sabato dalla vostra Jaire.